Dentro o fuori il Città di Sesto rischia di essere già con le spalle al muro. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal Palacopron di Sesto. Grazie alle immagini di Andrea Farris per raccontarvi il recupero della 14ª giornata del campionato di Serie A2. Inizia la sfida con il pallone giocato dietro per Renan, si allunga subito il pallone, prova ad andare subito alla conclusione con il sinistro. Kleber per il connazionale Ramon, poi ancora Kleber, bello il pallone a tagliare in linea difensiva per Cau, spazio per il destro, il palo. Milano sempre con Peverini, stavolta cerca l'imbucata sul lato opposto, poi Cau, Sesto ha recuperato il pallone in transizione, Cau traversa clamorosa di Renan sul secondo palo. Su un cambio per il momento per il Sesto, con Tubò che recupera il pallone, Renan solo davanti al portiere, calcia alto. Poi Kleber tutto di prima per liberare Azzeni dall'altra parte, solo davanti al portiere, Azzeni calcia addosso a Volonteri. Pozzi, scarico dietro, imbucata per il sinistro di Luca Peverini. Qui prova a girarsi con gran numero, Minazzoli la mette sul secondo palo, il palo preso, incredibile, da Ferri a porta vuota, poi Tubò dall'altra parte, fallo e rosso. Renan, Kleber, Cau sul secondo palo, la blocca Volonteri. Renan, Kleber, Cau, Renan, fa vedere Tubò, la mette sul secondo palo di testa e arriva il gol di Andrea Cau, sempre lui, sempre Andrea Cau a sbloccarla, 1-0. Manca l'intesa, Tubau 3 contro 1, servito Kleber, palla per Giannatasio, per Tubau il Sesto, si divora il gol del 2-0. Come fatto in precedenza poi parte e prende il palo lontano, qui Kleber recupera il pallone, Renan non riesce a calciare, c'è Tubò che deve vincere il rimpallo, non ci riesce, Cau, poi Renan la porta, è difesa da Peverini, ne può approfittare il Sesto, la palla non è uscita, Cau il destro, Andrea Cau, 2-0, da doppietta di Andrea Cau. È durato oltre 60 secondi quello di Milano, alla fine l'imbucata e il colpo di tacco, Danek sul colpo di tacco di Montero, poi la recupera il Sesto, Cau ad un passo dalla tripletta, spazio che non arriva, allora Peverini l'imbucata, l'errore, Tubò a porta vuota per chiuderla, palla fuori, fondamentale per le sue ambizioni salvezza, suona la sirena, finisce così la doppietta di Andrea Cau, regala 3 punti fondamentali al Città di Sesto contro Milano.